grande successo per l'ultima edizione della Fiera di San Marco, che ha visto un tempo splendido, il pieno di visitatori e gli espositori soddisfatti per i contatti avviati. I visitatori sono stati circa 31.000, un vero record per le ultime edizioni, di cui 15.000 nella sola giornata del 25 aprile. Molte le proposte significative all'interno e nelle vicinanze della zona fiera, come ad esempio la fattoria didattica che ha attirato numerose scolaresche, gli spettacoli per giovani e bambini, la primavera filosofica, l'evento pugilistico Box in Fiera, l'evento moda Parrucchieri Alberto e Nives. L'organizzazione è stata messa a dura prova dalla partecipazione massiccia. Tuttavia la distribuzione degli spazi, la razionalità dei percorsi, la validità delle proposte, la competenza e l'esperienza di chi vi ha lavorato hanno permesso di governare un evento così importante ed imponente. Quello che vogliamo dare con questa apertura, con le manifestazioni che succederanno, è proprio un segnale di positività degli operatori economici che possono guardare con futuro, ma che praticamente possono portare anche qualche soldino magari nelle tasche delle famiglie per poter un attimo spendere di più. Permettetemi un ringraziamento personale particolare alla New Sambo Orchestra, che è il nostro fiore all'occhiello dal punto di vista musicale, però altrettanto la scuola di indirizzo musicale di San Bonifacio, di questi ragazzi magnifici che forse da solo poco tempo stanno prendendo in mano questi strumenti che vedete e che invece riescono poi a dare dei risultati così splendidi. E poi mi è piaciuto tantissimo il passaggio che c'è stato, che forse qualcuno non ha visto, ma qualcuno della banda è tornato nei banchi, segno che la banda affonda le sue radici anche come ricambio generazionale proprio da questi ragazzi, e questa continuità secondo me è fantastica, perché la scuola incute una passione che viene coltivata poi al servizio delle persone. Quindi grazie mille della partecipazione. Grazie, buona giornata a tutti, mi associo ai saluti, ai ringraziamenti. Avete visto che il sindaco ha elogiato con orgoglio le proprie qualità, le qualità del comune di San Bonifacio. E ha messo in evidenza anche il fatto della duttilità che coloro che si mettono al servizio hanno, insegnano, si mettono poi, fanno il proprio lavoro e poi ritornano insieme con i più piccoli per dare quella verve, quella forza di continuare a superare i problemi. Questo è il compito di ogni amministratore serio e quindi in questo momento difficile noi dobbiamo fare come ha fatto ieri il sindaco, che ha riunito tutti i sindaci dell'Est attorno all'ospedale per dire: dobbiamo insieme lavorare, non dobbiamo fermarci, non dobbiamo aver paura della crisi, le soluzioni sono due: fermarsi, abbiamo la possibilità di fermarsi oppure di lottare e andare avanti. L'insegnamento che dobbiamo dare a questi ragazzi è quello di dire: andiamo avanti, perché se siamo insieme, al di là del colore della tendenza politica, perché quando si fa l'amministratore la tendenza politica va a sparire. L'amministratore ha una cosa solo: l'onestà, la serietà, il rispetto, servizio al cittadino. Ecco, noi cerchiamo in questo momento difficile di fare questo. Come tutti coloro che stanno esponendo in questo momento difficile si mettono a disposizione, creano qualità e superano i momenti difficili. Giustamente il sindaco ha detto: c'è attorno, in fondo al tunnel vediamo un piccolo lumicino. Ecco, la forza intanto nostra è quello di alimentare questa luce, di andare avanti, di non fermarci. Quindi un augurio e un ringraziamento a tutti coloro che hanno programmato questo, che hanno lavorato. Un saluto velocissimo e grazie per questa magnifica accoglienza. Oggi, come diceva giustamente, siamo stati a Monteforte, abbiamo lanciato questa campagna nazionale Parchi a Cavallo, ma soprattutto questa è stata un'occasione per parlare di turismo di qualità, per parlare delle eccellenze enogastronomiche del territorio e per parlare ovviamente di natura. Peraltro l'abbiamo fatto oggi, 22 aprile, che è la giornata mondiale della terra, quindi insomma quale migliore occasione, quindi vi ringrazio ancora. Signor Sindaco, qual è l'importanza di questa 142esima fiera di San Bonifacio per la città? È un'importanza storica, ma è una fiera che guarda decisamente al futuro.
senso che cominciano a intravedersi anche alla luce del convegno fatto ieri sera con tutte le realtà produttive. Il focus su San Bonifacio ma sul territorio dell'est veronese è positivo, si sta intravedendo finalmente, speriamo, la luce in fondo al tunnel, con una ripresa, un'effervescenza nelle attività, negli ordini e anche, devo dire, della possibilità che qualche giovane apprendista venga assunto dalle imprese locali. Quindi la fiera rappresenta, diciamo, la vetrina di queste attività, una fiera che deve diventare sempre più di caratterizzazione e di un ritorno a quelle che sono le imprese locali del territorio dell'est veronese, perché è questo il senso. Non vogliamo che ci siano presentazioni non coerenti con quello che è il nostro territorio. È per questo che ha avuto anche grande successo, perché sono stati occupati tutti gli spazi espositivi in breve tempo e devo dire che c'è stata squadra intorno a tutti gli deficit locali e poi la presenza dei colleghi sindaci qui all'inaugurazione del Presidente della provincia è certamente un segno di attenzione dell'intero territorio. Siamo con Gianni Storari, l'assessore alle attività produttive della città di San Bonifacio. E assessore, cosa ne pensa di questa fiera, la soddisfazione per la città e cosa offre, cosa apporta per questo territorio? Porta soprattutto un messaggio di speranza e di fiducia, mi spiego bene. La fiera la si fa tutti gli anni, però questa stava languendo 3 anni fa, l'abbiamo ripescata, presa dai capelli e tirata fuori dall'acqua. È andata crescendo anno dopo anno, finalmente quest'anno, non che fosse scadente quella dello scorso anno, ma quest'anno veramente insomma sta acquistando la forma e il significato che noi vogliamo dare. Primo, buon successo per quanto riguarda le presenze, che sono tante e significative, tutti gli stand venduti all'interno, all'esterno, quindi sul piano commerciale la fiera c'è. Sul piano organizzativo siamo riusciti a sistemare tutte le questioni logistiche, i parcheggi, gli spazi in maniera soddisfacente. Speriamo che domani e dopodomani non ci sia qualche smentita rispetto a questi elementi di fiducia, ma crediamo di no. Ma soprattutto è una fiera rivolta al territorio, avevamo quasi tutti i sindaci della zona, o vice sindaci, presidente della provincia, insomma delle presenze significative che stanno a dire che San Bonifacio parla per sé, ma prova a parlare per gli altri per creare un dialogo. Siamo la realtà più consistente, numerica, produttiva e via dicendo, ma viviamo perché diamo un servizio agli altri e gli altri reggono perché trovano risposte alle loro necessità e perché vengono a San Bonifacio a cooperare, vendere, commerciare, relazionare. Cioè San Bonifacio svolge la sua funzione di punto di riferimento. Abbiamo l'ospedale, abbiamo le scuole, abbiamo insomma tante realtà. Allora la fiera diventa il momento centrale in cui si ragiona e si riflette. Per esempio ieri sera, la fiera è stata inaugurata adesso, ieri sera in anteprima abbiamo fatto un convegno, c'erano vari presidenti delle associazioni di categoria, Coldiretti per esempio, vicepresidenti provinciali, delegati delle varie, e si è ragionato sull'economia del nostro territorio ed è emerso che al di là di, certo, rimostranze, difficoltà, però la realtà produttiva del nostro territorio ha tenuto nei momenti di crisi, sta tenendo e dà segni di ripresa. Quindi proprio un rappresentante di una categoria ha detto cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Riporto queste parole, dobbiamo migliorare in certi settori, trovare la specificità del nostro territorio, trovare quello che ci differenzia dagli altri, quello per cui gli altri vengono qua o quello che noi possiamo proporre agli altri che non hanno. Cioè dobbiamo svolgere questo ruolo e quindi puntare sulla qualità, sul miglioramento delle situazioni, sul miglioramento della funzione delle scuole. A questo proposito stamattina secondo convegno, e cioè degli esperti che spiegavano ai ragazzi che stanno per uscire dalle scuole superiori in che cosa consiste il loro lavoro. In quel caso erano ragazzi che si preparavano a fare gli impianti elettrici eccetera, tenendo conto di quelle che sono le esigenze di oggi e soprattutto di domani. Non si punta più sulla quantità ma sulla qualità, sull'efficienza energetica, sulla sicurezza, sulla qualità del servizio che si dà alla gente, perché questi sono i campi nei quali si sta giocando la battaglia economica dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Chi per primo si afferma in questo ambito avrà più spazio di lavoro, di crescita e di proposte agli altri. Questo è per noi
Questo vuole essere per noi la fiera. Poi a corredo e a completamento abbiamo molte associazioni che hanno chiesto di essere presenti. Questi sono i Carabinieri in congedo, di là c'è la Protezione Civile, Lions Club, insomma tante iniziative. Vuol dire che le associazioni varie di San Bonifacio avvertono che la fiera è un momento importante nel quale tirar fuori le energie che abbiamo e metterle sul tavolo, spenderle, ecco. Proporsi alla gente, avere la risposta da parte della gente, la collaborazione, in modo che intorno all'amministrazione e al mondo produttivo ci sia la cittadinanza, ci sia il paese, il territorio, ci sia insomma una coralità come abbiamo visto prima quando i bambini suonavano. Tutti quanti devono giocare bene la loro partita, eseguire bene il loro spartito, allora il paese cammina. Grazie. Siamo qui con Federica Barbera, responsabile dell'Associazione Nazionale Lega Ambiente. E cosa la porta qui? Come mai si trova qui oggi? È una fatalità che si trovi l'inaugurazione di San Bonifacio? Qual è la sua impressione? Un'ottima impressione e un'ottima accoglienza. Oggi sono qui per lanciare la campagna nazionale Parchi a Cavallo, lanciata da Lega Ambiente Onlus e dall'Associazione Turismo a Cavallo, ma è stata questa un'occasione per parlare, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, per parlare di turismo sostenibile, turismo di qualità e quindi turismo equestre come un modello di turismo sostenibile e soprattutto di eccellenze enogastronomiche del territorio, che ne avete direi abbastanza, ne abbiamo già ampiamente provate per tutta la giornata, quindi insomma è stato veramente un piacere e siamo venuti qui con l'occasione dell'apertura di questa fiera, veramente una grande accoglienza, soprattutto molto bello vedere le istituzioni così partecipe allo sviluppo del territorio, perché poi il turismo sostenibile serve proprio a quello, a sviluppare anche le piccole aziende. Oggi abbiamo conosciuto dei ragazzi che gestiscono questa azienda vinicola ed è la 18ª generazione, quindi è molto bello vedere proprio questo, vedere come i ragazzi portano avanti una tradizione familiare alla riscoperta del territorio e delle produzioni agricole. Grazie mille.